Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, questa edizione in gran parte dedicata al raduno Triveneto in corso a Belluno. Ci collegheremo in diretta tra poco con Lucio Zanato per la 3 giorni delle penne nere e ovviamente Rete Veneta sempre con gli alpini. Vediamo, prima di collegarci con Lucio Zanato, vediamo notizie dal Gazzettino, il Gazzettino online. Sono notizie che riguardano il campione Rebellin, che era stato travolto mentre si allenava in bici. È stato arrestato il camionista che lo aveva investito, accusato di omicidio stradale. Vedremo anche un filmato dove si vede come è avvenuto l'incidente. Una tragedia ad Arsego, retromarcia nel cortile di casa, investe e uccide la madre, i vicini le portava tutti i giorni la colazione. Ci collegheremo con Federico Fusetti per avere tutti i particolari. E poi un'altra notizia, un malore, Victor muore scalando l'Everest a 45 anni, un uomo di Cadoneghe che lascia la moglie e 2 figli. Per riavere il corpo la famiglia dovrà sborsare 40.000 euro. E un'altra notizia che vi daremo tutti i dettagli da Bassano del Grappa, un'anziana di 89 anni che è stata violentata in un box da uno sconosciuto, un uomo mascherato che l'ha picchiata e poi violentata. Stanno indagando i carabinieri. Vediamo il primo servizio, l'arresto dell'ex guardia giurata Massimo Zenna, che aveva sparato a una macchina guidata da alcuni banditi che volevano investirlo. Per questo omicidio è stato condannato a 9 anni di carcere. Ieri è stato trasferito dalla sua abitazione di Cittadella al penitenziario. Tanti messaggi di sostegno sono arrivati in queste ore a Massimo Zen, l'ex guardia giurata di Cittadella, condannato a 9 anni e 6 mesi per omicidio volontario per aver sparato ad un nomade che con 2 complici stava fuggendo dopo aver razziato alcuni bancomat del Trevigiano. Dopo 15 giorni esatti dalla sentenza della Corte di Cassazione, infatti, è arrivata la disposizione dell'autorità e i carabinieri si sono così presentati nella sua abitazione per condurlo in carcere. L'uomo attendeva da giorni questo momento insieme alla famiglia. È stato accompagnato in caserma per la fotosegnalazione e le altre procedure burocratiche, quindi trasferito nel carcere 2 Palazzi di Padova, dove inizierà a scontare la pena. Solo dopo aver scontato 1/3 della condanna, quindi circa 3 anni, potrà chiedere la semilibertà. L'altra strada percorribile, ma non semplice e comunque che richiede una forte motivazione, è quella della grazia da richiedere al capo dello Stato. L'avvocato ha fatto sapere che valuterà la possibilità di chiederla. Sulla vicenda di Zen c'era stata anche una notevole mobilitazione della politica, ma lui stesso aveva poi constatato nei giorni scorsi che nell'ultimo periodo non c'erano più state iniziative in suo sostegno. Allora ci colleghiamo in diretta con Lucio Zanato, il tenente degli alpini dell'artiglieria di montagna. Lucio Zanato, che sta seguendo la Triveneta a Belluno. A te la linea, Lucio. Buongiorno ai telespettatori, sì, siamo sul Nevegal. Noi abbiamo alle nostre spalle la chiesa, anzi il santuario dedicato alla Beata Vergine di Lourdes, e con Stefano cerchiamo di muoverci per farvi vedere questo luogo dove si è conclusa da qualche minuto la celebrazione della Santa Messa per gli alpini, officiata, presieduta dal vescovo di Belluno Feltre, Monsignor Marangoni. Perché siamo qui? Perché qui di fatto è cominciata la Triveneta con l'alzabandiera questa mattina su al Piazzale delle Torri del Nevegal e poi la discesa con quel primo sfilamento che è appunto quello che ha portato qui al santuario. Importanti questi 2 momenti perché il Nevegal, all'altezza più su dove c'è la punta del Col Visentin, è, diciamo così, il luogo del cuore degli alpini di Belluno, ovvero ogni anno si ritrovano per ricordare gli artiglieri dell'artiglieria della montagna che lì hanno operato
equiparato e lì c'è anche un sacello. Non a caso al termine della celebrazione il vescovo ha benedetto una corona d'alloro che verrà proprio deposta in questo sacello alla memoria. Importante in questa celebrazione proprio l'omelia del vescovo, che ha fatto due riferimenti importanti. Il primo, ha equiparato gli alpini alla Sacra Famiglia, cioè a Giuseppe Maria. Perché? Perché loro sono il senso di famiglia, perché gli alpini sono le persone che non ti chiedono perché, fanno quello che tu chiedi, fanno, ed è il senso della famiglia, cioè il senso del noi, che poi è un po' il tema dominante del futuro degli alpini, voluti dal presidente degli alpini Sebastiano Favero con i campi scuola, un momento importante dedicato ai giovani, dedicato a quella possibilità di tramandare ai giovani i valori dell'alpinità, ma che sono anche, se vogliamo, i valori dell'educazione civica, del stare insieme, dell'essere comunità, dell'essere civiltà. E civiltà è stato anche il riferimento, sempre nell'omelia di Monsignor Marangoni, in opposizione a fenomeni come quelli della guerra. Non a caso c'è stato un forte appello alla pace, c'è stato un forte appello soprattutto ai giovani che parleranno di pace, e questo è l'altro evento che è stato annunciato dal Vescovo. Si ritroveranno a Lisbona, molti stanno partendo adesso da Padova, proprio in un percorso della memoria, della crescita, dedicato proprio alla pace, e al futuro di questi giovani. Quindi una comunanza tra il percorso che sta portando avanti la Chiesa con i giovani e il percorso che stanno portando avanti gli alpini, quello di ritornare a dare valori alle nostre nuove generazioni. Questi sono stati i due temi importanti, che sono in realtà i temi che stanno caratterizzando questa adunata triveneta di Belluno. Il terzo tema è quello del soccorso alla Romagna. Più tardi vedremo giù, quando ci collegheremo, il punto, diciamo, delle autorità, dove domani vedremo le autorità schierate per assistere allo sfilamento in Piazza Martiri. Vedrete che ci sono degli striscioni con la scritta "Gli alpini per la Romagna", perché lo ricordo ancora una volta, noi abbiamo visto con mano la settimana scorsa, martedì, che siamo andati giù a Faenza, qual è la situazione della Romagna, e purtroppo si sono spenti i riflettori delle televisioni nazionali, però lì il fango è rimasto e c'è ancora tanto fango. Gli alpini lo sanno, tanto vero che molti alpini non sono presenti qui a questa triveneta perché sono ancora lì in Romagna a dare una mano alle popolazioni in difficoltà. E quindi ritorno al discorso di prima, cioè alla famiglia, al senso del noi, al senso di famiglia, al senso dell'aiutare per essere tutti quanti insieme. Ecco, questi sono i temi che si porteranno avanti anche nel corso delle prossime ore, anche nel corso delle celebrazioni, perché accanto al momento di ritrovo, di festa tipica degli alpini, c'è questo momento di ricordo, ma anche di proiezione al futuro. I prossimi appuntamenti: allora, oggi pomeriggio alle 15 ci sarà una deposizione di una corona ai caduti all'interno della caserma Salsa qui a Belluno, Salsa d'Angelo qui a Belluno, dedicata proprio ai caduti, e a seguire ci sarà una cerimonia che riguarda molto la provincia di Treviso, ovvero la sezione di Vittorio Veneto, perché verrà consegnato al Museo degli Alpini del Settimo in Villa Prat a Sedico, però verrà consegnata all'interno della caserma, quindi ai militari in arma, il basto di Roso, che vuol dire un ritorno a casa per quei muli a quattro zampe. Anche lì un altro riferimento al rispetto dell'ambiente, al rispetto degli animali, alla simbiosi con la natura, con gli animali, perché un alpino ha rispetto del suo collega a quattro zampe, come diciamo noi. Io direi che questo è il menù del primo pomeriggio. Naturalmente poi ci sono le altre celebrazioni, ci sarà la fanfara, il carosello in piazza Piloni, poi ci saranno anche delle altre manifestazioni. Noi poi questo lo racconteremo nel corso dei telegiornali. Questa sera dalle 21 a Reti Unificate torneremo in diretta per raccontarvi la serata alpina qui a Belluno, e poi domani dalle 7:30 saremo nuovamente in diretta per invece descrivervi, farvi vivere da casa lo sfilamento degli alpini del terzo raggruppamento. E con questo io direi che dal Nevegal è tutto. Posso cedere la linea agli studi, pronto a riprenderla nel corso del pomeriggio durante i telegiornali e poi della serata. A voi. Grazie molte, grazie Lucio. Se poi tu dovessi avere altri contatti con gli alpini delle Penne Nere, vogliamo vedere Lucio Zanato alle prese con i suoi commilitoni, perché è sempre
è sempre divertente sentirli parlare. Adesso ovviamente è finita la messa, sciolte le righe, ma vediamo se riusciamo a collegarci di nuovo con Lucio nel corso di questa edizione di Focus TG. Vediamo, tornando alla cronaca, vediamo la sconcertante vicenda del motociclista che è rimasto decapitato da un cavo sulla Treviso Mare, ucciso dalla corda perduta dal cognato. Il tragico destino di Gastone e Andrea. Coincidenze inimmaginabili dietro la tragedia del motociclista decapitato da un cavo caduto da un trattore a Roncade e che lo ha colpito alla gola. L'agricoltore: ero sotto shock, l'ho detto a mia sorella il giorno dopo. Cioè la notizia, la novità sconcertante è che il proprietario di questo cavo si sapeva che fosse un agricoltore, ma non che fosse proprio il cognato della vittima. Una comunità sotto shock, quella di San Biagio di Callalta, dopo la morte di Marco Bianchin, 17 anni, avvenuta ieri dopo 2 giorni di agonia. Era stato investito mercoledì pomeriggio, le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Un ragazzo solare, lo ricordano così dalla società di atletica San Biagio di Callalta, dove Marco era tornato ad allenarsi dopo 2 anni di stop. Una famiglia allargata, quella dei giovani sportivi, ora in lutto dopo aver perso non solo un atleta, ma un amico. Si stringe nel cordoglio per la famiglia la società di cui il papà Stefano ne era stato un pilastro. Una passione che aveva trasmesso ai figli che, come lui, calcavano le piste di atletica seguendo le sue orme. La morte di Marco è una tragedia improvvisa che lascia negli amici e cittadini di San Biagio e Spercenigo un vuoto non solo sulla pista, ma anche nell'intera comunità. Lo scorso mercoledì pomeriggio Marco era in sella alla sua bici quando si è messo in via Valdemoneghe, vicino al confine con Carbonera, ed è stato travolto dall'auto di un 55enne del posto. Marco è l'8ª vita spezzata in 8 giorni nella Marca, l'ennesima tragedia per la comunità di San Biagio. Solo una settimana fa la morte di Dina Zanatta, 75 anni, schiacciata da 3 blocchi di cemento persi da un tir in manovra. E poi Ludovico Brunello, 31 anni, residente a San Biagio, morto nel tragico incidente sulla Treviso Mare nella notte tra sabato e domenica, in cui hanno perso la vita anche Valerio Orsoni, 24 anni, e Dominga Orsato, 52. E poi Marco Zornio, il motociclista 23enne, morto sabato scorso a 3 settimane dall'incidente con un'auto sulla Lemagna. Walter Ronchi, il cuoco di 57 anni, finito fuori strada martedì notte a Mareno. E ancora l'assurdo incidente sulla Treviso Mare in cui ha perso la vita Gastone Feltrin, 64 anni, stroncato da un cavo teso mentre era in sella alla sua moto. Salgono a 35 le vittime sulla strada da inizio anno. Servizio di Edi Kaliman, vediamo la prima pagina del Corriere del Veneto che riporta la notizia sull'arresto in Germania del camionista che investì e uccise il campione di ciclismo. Vediamo i dettagli nel servizio della nostra redazione di Vicenza. La polizia tedesca ha dato esecuzione al mandato di arresto europeo emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza nei confronti di Wolfgang Rieck, l'autotrasportatore tedesco accusato di aver investito o omesso il soccorso a Davide Rebellin, ciclista di Lonigo di fama mondiale, ucciso il 30 novembre mentre si stava allenando in bicicletta nei pressi di una rotatoria a Montebello Vicentino, quando venne travolto e ucciso da un auto articolato con targa tedesca. Grazie alle acquisizioni dei video delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona è stato possibile ricostruire la dinamica dell'incidente. Stando alle ricostruzioni della Procura di Vicenza, l'autotrasportatore tedesco, dopo aver investito il 51enne, sarebbe sceso dalla cabina avvicinandosi alla vittima per poi risalire nell'abitacolo allontanandosi, scena raccontata dai testimoni che lo avrebbero anche fotografato. Grazie agli approfondimenti svolti è stato possibile risalire all'impresa di spedizioni tedesca, proprietaria del mezzo, e all'identità del conducente. La Procura aveva trasmesso un ordine di indagine europeo alla Procura distrettuale di Münster, chiedendo il sequestro dell'auto articolato e del rimorchio. I militari del Comando Provinciale di Vicenza e il consulente tecnico nominato per la ricostruzione della dinamica del sinistro, il 20 gennaio scorso, durante un sopralluogo, hanno analizzato il camion, notando che in corrispondenza
delle parti plastiche del mezzo c'erano deformazioni compatibili con l'urto della bicicletta e del corpo del ciclista. In più l'autoarticolato era stato lavato con un detergente acido nelle parti interessate dall'urto. La consulenza tecnica, si legge nella nota a firma del procuratore Lino Giorgio Bruno, ha accertato che il conducente aveva a disposizione una visibilità diretta e indiretta che consentiva di percepire in maniera adeguata la presenza del ciclista sulla carreggiata, anche grazie ad una telecamera sulla base dello specchio del lato passeggero che sarebbe entrata in funzione automaticamente all'inserimento dell'indicatore di direzione. Per il consulente quindi era avvisabile un comportamento colposo di Rebellin nell'immettersi nella rotatoria. Questo però non ha avuto nessun rilievo rispetto alla causa dell'incidente. Wolfgang Rieck è ora in stato di arresto provvisorio in carcere in Germania. Entro 60 giorni l'autorità tedesca deve adottare la decisione finale se consegnare o meno il camionista alla giustizia italiana. Servizio di Luisa Bertini, il sogno di tutti gli alpinisti, scalare l'Everest, scalare l'Himalaya, però purtroppo scalando l'Everest un 45enne di Cadone che è stato colpito da malore ed è deceduto, adesso la famiglia dovrà pagare 30.000 euro per rimpatriare la salma. Vediamo il servizio Federico Fusetti. La sua morte risale a circa un mese fa, ma la notizia è arrivata in questi giorni come un macigno sulla comunità di Cadoneghe. Victor Brinza, 45 anni, ha avuto un malore mentre scalava l'Everest quando si trovava a circa 8.000 metri di altitudine e sognava di arrivare in cima piantando il gonfalone di Cadoneghe. Lui e la moglie sono arrivati in Italia nel 2002 a Padova e dal 2011 si erano trasferiti a Cadoneghe, dove si sono perfettamente inseriti, tanto che Victor aveva chiesto al sindaco Schiesaro un gonfalone del comune per portarlo in cima alla montagna. Un sogno, quello di scalare l'Everest, dopo aver compiuto molte altre imprese seguendo la sua passione, che purtroppo si è infranto con un malore che lo ha stroncato proprio a un passo dall'obiettivo. Ora il corpo è in Nepal e la famiglia vorrebbe riportarlo in Italia per il funerale e la sepoltura, ma la spesa è un grosso ostacolo. Per avere il certificato di morte dalle autorità e per il rimpatrio servono quasi 30.000 euro. Ecco perché gli amici hanno avviato una raccolta fondi estesa anche a tutti quelli che hanno conosciuto Victor e non solo. Si terranno questo pomeriggio a partire dalle 15 nella chiesa parrocchiale di Fiesso d'Artico i funerali di Anna Tuzzato, la 29enne morta nel rogo del suo appartamento di Bruxelles esattamente una settimana fa. Ieri la salma di Anna è arrivata con un volo speciale all'ora di pranzo allo scalo Marco Polo di Tessera, direttamente dal Belgio. Ad attenderla il carro funebre che poi ha riportato il feretro nella sua città natale, Fiesso d'Artico. Oggi pomeriggio a officiare la cerimonia religiosa il parroco di Fiesso, Don Massimo Donà, a seguire dopo l'omeria religiosa quella laica organizzata dagli amici e compagni di università della 29enne veneziana che si tiene nel parco Oriana Fallaci. In Italia ho tanti amici albanesi e ti farò uccidere. Con la riforma Cartabia le minacce di morte dell'ex compagno romeno di Anika Panfile sono cadute, le minacce alla donna sono cadute nel nulla. Minacce alla donna che poi, come sapete, è stata ritrovata morta. In tribunale a Treviso è stato decretato il non luogo a procedere. Vasile Lungo, il rumeno 35enne ex compagno di Anika Panfile, non sarebbe stato a conoscenza che a suo carico era in corso a Treviso un processo. In pratica non gli è stato notificato mai il provvedimento. Oggi c'è stata una sentenza ai sensi dell'articolo 420 quater, articolo introdotto dalla riforma Cartabia, che prevede che quando l'imputato non è a conoscenza del processo venga pronunciata una sentenza di non doversi procedere. Insomma, un vizio di forma che ha portato alla pronuncia di non luogo a procedere perché l'imputato non sarebbe stato rintracciabile. Ho tanti amici albanesi, ti faccio uccidere, così aveva scritto ad Anika il 35enne quando ancora nel 2018 terminò la sua relazione con la donna. Per lui scattò la denuncia per minacce, denuncia che oggi è caduta nel nulla.
Lungo ora è in Italia e quindi rintracciabile, tanto che è stato aggiunto dalla notifica di un altro procedimento, questa volta relativo al Tribunale dei minori, proprio sulla richiesta dell'uomo di portare i figli avuti da Anica in Romania, richiesta fra l'altro per ora negata. Posso dire che io ho avuto contatti con un altro legale che lo sta seguendo per la vicenda dei figli, quindi immagino che lui sia a conoscenza del procedimento per quanto riguarda i figli minori. Ma per il processo relativo al reato di minacce ormai è troppo tardi. E il nucleo investigativo dei Carabinieri, sempre su questo caso, è tornato ad Arcade, nella casa di Franco Battaggia, l'ex datore di lavoro del lavoro della vittima. È stato prelevato del materiale e questo in attesa dell'interrogatorio che è previsto per lunedì prossimo. A 48 ore dal sopralluogo congiunto con il RIS di Parma, gli uomini del nucleo investigativo dei Carabinieri di Treviso sono ritornati nella villetta di Franco Battaggia, l'unico indagato al momento per la morte di Anica Panfile, la 31enne trovata morta sul greto del Piave Aspresiano il 18 maggio scorso. Dopo una breve permanenza in casa, i militari sono usciti dal cancelletto con 2 buste di carta poco prima delle 10 del mattino. Sul contenuto c'è il più stretto riservo, indumenti, suppellettili, documentazione cartacea. Le ipotesi si sono rincorse per tutta la giornata, ma sono per l'appunto solo e soltanto ipotesi. Sicuramente i carabinieri guidati dal colonnello Giovanni Mura sapevano già cosa prelevare dopo i rilievi irripetibili eseguiti con i colleghi del RIS nella giornata di mercoledì, accertamenti che hanno permesso di cristallizzare quello che secondo la procura potrebbe essere il luogo del crimine. Ma non è detto che la fase dei rilievi sia finita. Da visionare resterebbero anche i mezzi in dotazione della pescheria di proprietà di Battaggia, dopo che nucleo investigativo e RIS si sono concentrati sulla sua Mercedes e sul suo pick-up. Lunedì intanto il 76enne, ex Primula Rossa, è atteso in procura per essere sentito dal PM Valeria Peruzzo. Si deve verificare la versione della prima ora rispetto agli elementi raccolti dal 21 maggio, giorno del ritrovamento del cadavere, a oggi. I punti oscuri relativi agli ultimi istanti prima della scomparsa della donna restano molteplici. E questo è il servizio di Christian Arboit. Abbiamo aperto dandovi la notizia di una violenza sessuale ai danni di una 89enne a Bassano del Grappa. Ci racconta tutto Sharon Di Carlo. Minacciata con un coltello, immobilizzata e poi violentata. Un incubo senza fine, quello di un 89enne di Bassano del Grappa, costretta persino al ricovero in ospedale per le conseguenze dell'aggressione. Era mercoledì scorso quando la donna, scesa nel garage di casa sua, ha visto un uomo volto coperto avvicinarsi ed estrarre un coltello. L'anziana, immobilizzata dallo shock, non è riuscita a reagire e da qui l'atroce epilogo. L'uomo è poi fuggito, facendo perdere ogni sua traccia, lasciando la donna sconvolta sul pavimento. Raccolte le ultime forze, l'anziana sotto shock è tornata nella sua abitazione, decisa a tenere nascosto l'accaduto, ma a causa delle profonde lacerazioni provocate dall'aggressione ha chiamato il 118. Ricoverata, nella notte è stata sottoposta a un intervento chirurgico e poi la denuncia. Ora è caccia all'uomo. Servizio di Sharon Di Carlo. 49 anni fa le Brigate Rosse uccisero a Padova 2 esponenti della destra, Giuseppe Mazzola e Graziano Giralucci. Furono praticamente le prime vittime delle BR, avvenne nel 74 questo delitto. Oggi a Padova, e vediamo le immagini del mattino di Padova, sono state ricordate le vittime in una cerimonia che si è svolta proprio nella zona in cui è avvenuto il duplice delitto. C'era il sindaco Michalizzi, il vice sindaco Michalizzi, c'era il prefetto e vedete persone che hanno ascoltato un discorso in cui si ricordavano queste 2 figure. È stato veramente un trauma, proprio l'inizio in quell'anno, nel 74, della stagione degli attentati, gli anni di piombo che hanno insanguinato l'Italia. Andiamo in pubblicità pochi minuti, un paio di minuti, poi torniamo subito con Focus TG. State con noi.
Ancora violenza contro le donne. A Treviso il pubblico ministero ha chiesto 14 anni per un 38enne dominicano che aveva massacrato di botte l'ex moglie. Il legale dell'imputato però non ci sta. Vediamo il servizio di Daniela Sizia. Una storia fatta di litigi di botte, tanto che la vittima è finita in ospedale con lesioni gravissime. L'imputato è un 38enne dominicano che in più occasioni ha picchiato selvaggiamente la sua compagna. In tribunale il pubblico ministero Barbara Sabattini non ha avuto dubbi, 14 anni di carcere. La richiesta del pubblico ministero dei 14 anni risente purtroppo dell'aumento che è operato per effetto di una recidiva specifica, aumento peraltro che non è obbligatorio. Quindi noi abbiamo chiesto anche al giudice che non operi un aumento di questo genere perché renderebbe, a nostro parere, la pena sproporzionata. L'uomo è accusato di aver infierito selvaggiamente sulla fidanzata 27enne colpendola con pugni, calci in faccia e colpi al torace, per i quali è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale di Treviso, dove aveva subito un delicato intervento chirurgico ad un rene. L'uomo è accusato di tentato omicidio, lesioni gravissime, avrebbe aggredito anche un'amica della compagna e rapina aggravata, essendosi impossessato dei cellulari delle due donne nel tentativo di impedire che potessero dare l'allarme. Il fatto era accaduto nella casa della vittima a San Pelaio, ma i pestaggi erano avvenuti anche in altre occasioni, come nel parcheggio del locale dove l'imputato lavorava come DJ. Il legale dell'uomo, 38enne, ha chiesto che venga riqualificato il reato. Noi abbiamo messo in campo una serie di argomentazioni che a nostro parere consentirebbero al giudice di riqualificare il reato di tentato omicidio in reato di lesioni aggravate. Si torna in aula per le repliche di fronte al GUP Cristian Vettoruzzo e la sentenza il 23 giugno prossimo. La svolta garantista del ministro Carlo Nordio con la riforma della giustizia che ha subito scatenato delle polemiche, soprattutto sull'abrogazione dell'abuso d'ufficio e sulle intercettazioni telefoniche. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al disegno di legge Nordio sulla riforma della giustizia. Novità in arrivo per il traffico di influenze illecite nei limiti d'appello dei PM e ancora nell'avviso di garanzia e nella custodia cautelare. Ma ci sono soprattutto due punti che dividono già i legali trevigiani: abuso d'ufficio e intercettazioni. In merito a queste ultime, per l'avvocato Alessandra Nava si tratta di un intervento doveroso. Troppo spesso ci siamo ritrovati a dover subire anche pubblicazione di stralci, di intercettazioni, addirittura di brogliacci che avevano a che fare che riguardavano persone che nulla avevano a che fare con i procedimenti in oggetto, ma questo ovviamente, come spesso avviene, comporta poi mostrificazioni non soltanto per gli indagati, tanto più per persone che non hanno alcuna attinenza. Per il collega, l'avvocato Stefano Pietroboni, il vero nodo legato alle intercettazioni è da ricercare nell'abuso, nella divulgazione dei contenuti. La norma in questione sembra più voler limitare la divulgazione dei contenuti più che il ricorso a questo strumento di indagine, che è evidentemente fondamentale per la repressione di alcuni gravi reati. Per quanto riguarda l'abuso d'ufficio, con la riforma si va verso la cancellazione del reato. La norma, ricorda l'avvocato Pietrobone, è stata modificata 4 volte ed era stata avallata dalla Corte Costituzionale appena l'anno scorso. La riforma sembrerebbe porsi in contrasto con un preciso dettato della Corte Costituzionale, cioè la Corte delle leggi. Il problema, a mio avviso, non è tanto quello dell'abrogazione di una norma che impediva ai sindaci di firmare, ma forse di un abuso dell'abuso, cioè alcuni magistrati in passato, alcuni pubblici ministeri hanno abusato di questa norma. Per l'avvocato Nava a parlare sono le statistiche rese note negli ultimi giorni. Circa il 96%, se non mi sbaglio, di quelle ipotesi di reato sono state sempre archiviate. Rimangono ovviamente le situazioni più gravi, che peraltro vengono sanzionate più pesantemente. Mi sembra che ci fosse anche un aumento di pena, con credo un'attenuazione soltanto per chi dovesse collaborare. Quindi voglio dire, sulle situazioni più gravi non c'è stato un colpo di spugna. Nessuna minaccia, nessuna intimidazione, nessuna campagna denigratoria e tantomeno diffamazione, lo ha stabilito la Corte Suprema, la Cassazione, riguardo
ai fatti riguardanti l'ingegner Giovanni Iannakopoulos, che era stato interdetto dal lavoro per ordine della Procura di Vicenza. La Cassazione aveva respinto il ricorso della Procura di Vicenza proprio sull'interdizione, che era già stata peraltro sospesa dal Tribunale del Riesame. Sentiamo cosa ha detto ieri a commento delle motivazioni l'avvocato Maurizio Paniz, che difende l'ingegner Iannakopoulos. Nessuna minaccia, nessuna diffamazione, nessuna campagna denigratoria. Partono da qui, da questi 3 punti fermi già fissati dal Tribunale del Riesame, le motivazioni con cui la Cassazione ha bocciato il ricorso della Procura di Vicenza sull'interdizione nei confronti dell'ingegner Giovanni Iannakopoulos per la vicenda legata alla gestione dell'ULSS 7 Pedemontana da parte del direttore Carlo Bramezza. La sentenza è stata emessa il 26 di aprile, ma le motivazioni sono state rese note solo nelle scorse ore e sono molto chiare sul confermare l'assenza di minacce dirette o indirette da parte dell'ingegnere Iannakopoulos. La Cassazione ha fatto un lavoro eccellente, perché per respingere il ricorso del pubblico ministero ha voluto analizzare in dettaglio tutti i messaggi che erano stati mandati in onda, tutti i servizi che erano stati diffusi, e è arrivata proprio alla conclusione che non esiste in alcuno di essi un contenuto diffamatorio, o che non esiste in alcuno di essi un contenuto che possa suscitare e legittimare la reazione del dottor Bramezza o di chi per lui. Viene da chiedersi invece a questo punto se non ci sia stato un attacco alla libertà di pensiero e di opinione, di critica e di espressione negli ultimi mesi. In questa vicenda si assiste proprio a un attacco alla libertà di pensiero, alla libertà di espressione, e francamente mi sorprende che organi di informazione che tutti i giorni fanno del diritto alla libertà di espressione, del diritto alla libertà di pensiero un loro cavallo di battaglia, perché questo è il tema con il quale si muovono gli organi di informazione tutti i giorni, cavalchi l'onda di questa vicenda come se dietro ci fossero chissà quali interessi da perseguire e chissà quali obiettivi di screditamento della posizione dell'ingegnere Iannakopoulos e delle sue reti, operazione che davvero mi pare criticabile. La Cassazione ribadisce quindi il carattere di interesse pubblico dei servizi trasmessi da Rete Veneta e Antena 3, proprio perché riguardano la sanità. Un tema di forte interesse sociale per l'evidente impatto, si legge nelle motivazioni, delle decisioni del direttore generale sulla gestione ospedaliera. La Suprema Corte si spinge anche oltre, parlando del diritto di critica giornalistica esercitato senza trasmodare nella denigrazione della persona del pubblico funzionario. Una sentenza destinata a fare giurisprudenza. Io credo che il Tribunale del Riesame di Venezia abbia pubblicato una decisione con una motivazione che può passare alla storia per i contenuti molto chiari con i quali ha favorito l'esternazione di una assoluta libertà di stampa in maniera pulita, in maniera insuscettibile di condizionamenti. E la Cassazione, che è il baluardo che noi abbiamo nel nostro Paese rispetto a tutta una serie di possibili interpretazioni, anche distorte, questo fa parte della vita del mondo processuale, in questa vicenda è stata altrettanto chiara. E così, ancora una volta, viene ribadito il corretto operato della redazione giornalistica di Rete Veneta. Andrea Basso e Francesco Ceron questa mattina in regia. Andiamo in diretta a Bassano del Grappa, dove c'è Alex Giuliano che segue la protesta di cittadini che protestano non soltanto contro i capannoni, ma ora contro l'ipotesi di un autolavaggio. A te la linea, Alex. Un buongiorno allo studio, un buongiorno ai nostri telespettatori. Noi siamo in diretta da Bassano del Grappa in via Due Ponti, a pochi passi da San Lazzaro, dove da mesi si sta combattendo una vera e propria battaglia per difendere uno degli ultimi polmoni verdi della città, difendere San Lazzaro dal cemento e dai capannoni. Ma oggi ci troviamo qui per parlare di un altro problema insieme ad alcuni dei residenti
residenti, perché in quest'area, e ve ne avevamo già dato conto in alcuni dei nostri servizi di qualche mese fa, c'è la volontà di costruire un autolavaggio che verrebbe costruito proprio dove Renzo Rigon vi ha mostrato, quindi a pochi passi dalle case, in un'area residenziale, un autolavaggio che sarebbe destinato sicuramente a creare problemi di inquinamento acustico, di aumento del traffico in una strada già di per sé pericolosa, un autolavaggio che insomma sta preoccupando, la costruzione di questo autolavaggio sta preoccupando e non poco, dicevamo, le famiglie che abitano qui e che si sono rivolte a un legale. Sì, noi ci siamo rivolti a un legale perché siamo molto preoccupati della situazione e di quello che ci aspetta, anche perché già c'è una strada che è super trafficata, che ci dà veramente grossi problemi. Il pensiero di avere anche un autolavaggio qui in una zona residenziale dove noi qui dormiamo, qui ci sono delle case, per noi è veramente un grosso problema, anche perché a Bassano ci siamo interessati, non c'è un vero e proprio regolamento per quanto riguarda gli autolavaggi, mentre io insomma mi sono un po' informata, tipo la provincia di Padova dichiara con una mail che ho ricevuto dall'incaricato che ci vogliono 100 metri dalle case. Quindi, riassumendo, l'autolavaggio verrebbe costruito proprio a pochi passi dalle abitazioni. Il primo progetto delle persone insomma, interessate alla costruzione dell'autolavaggio è stato bocciato, è stato diciamo, fermato per ragioni di incompatibilità. Ci sono dei tecnicismi che chiaramente hanno reso impossibile proseguire quel tipo di progetto. Sembrava una battaglia vinta, ma invece poi hanno ripresentato un nuovo progetto. Oltretutto diciamo i tempi stringono, voi, il vostro legale, ha trovato anche un precedente diciamo che è incoraggiante per voi. Molto incoraggiante, infatti praticamente io leggo perché sennò non mi ricordo, non sono un legale, praticamente c'è una sentenza del Consiglio di Stato che dice che un autolavaggio è una struttura industriale incompatibile con la destinazione residenziale delle zone abitative e i fumi e i rumori recherebbero disturbo alle persone. C'è proprio una sentenza del Consiglio di Stato. Oltretutto un autolavaggio necessita anche di allacciarsi alla rete fognaria che qui non c'è. Qui assolutamente non c'è, dunque andrebbe a inquinare qui c'è anche un vincolo paesaggistico perché siamo tra una zona abitativa, una zona agricola e una roggia e quindi qui c'è la ricarica delle falde acquifere e qui non c'è la lasciatura fognaria. Insomma, cittadini residenti che di certo non si fermano e non si fermeranno di fronte a questo problema, promettono battaglia e noi chiaramente ve ne daremo conto. Da via Due Ponti a Bassano del Grappa è tutto e noi restituiamo la linea allo studio. Grazie molte Alex Giuliano ai suoi ospiti. Andiamo a Treviso perché dalle 16 il Pride della comunità LGBT con annesse polemiche riguardanti la fascia che non dovrebbero indossare i consiglieri, la fascia azzurra secondo l'amministrazione, ma i consiglieri di centrosinistra invece indosseranno quell'arcobaleno. Vediamo. Un regolamento, l'unica norma che c'è è la norma statutaria che dice che appunto i consigli comunali sono dotati di fascia con i colori o stemma del comune, bla bla bla, indossare in occasione di cerimonie e manifestazioni in forma di rappresentanza ufficiale. Quindi questa è l'unica norma che c'è, il resto sono delle linee guida. Su questo punto si concentra il nuovo botta e risposta tra il consigliere di minoranza Marco Zabaia e il sindaco Mario Conte, motivo del contendere la richiesta espressa via mail, eccola, da parte della minoranza di poter indossare la fascia dei consiglieri al Pride di sabato pomeriggio. E la richiesta che noi facevamo era quella di poter dare visibile rappresentanza a una manifestazione che ha un'importanza civile. Autorizzazione respinta dal presidente Antonio Dotto, una scelta sostenuta dal primo cittadino. In realtà è giusto partecipare, chi vuole partecipare, chi crede che quei temi siano da sostenere attraverso la partecipazione, ci mancherebbe altro. È altrettanto vero che l'indossare la fascia
è ben regolamentato dal regolamento comunale, quindi la posizione di Dotto è quella di rispetto del regolamento e non è una posizione pregiudiziale nei confronti del Pride. Tra Pride e amministrazione ad oggi c'è un manifesto, diversi punti condivisi, come quelli in cui le posizioni rimangono divergenti. Ho bisogno di approfondire proprio insieme a loro e quindi invece di sottoscrivere un manifesto ho aperto un tavolo di dialogo. Più netta la posizione dell'ex sindaco Giancarlo Gentilini. Io esco da una civiltà dei miei avi che nulla aveva a che vedere con queste cose, quindi nessun esponente pubblico deve accompagnare o dare l'ok a queste manifestazioni. I diritti si possono conquistare nelle sedi opportune, ma non scendere in piazza. Nessuna sfida all'orizzonte, incassato il no del Presidente, la minoranza ha deciso di sostituire la fascia del Consiglio con una appositamente creata con i colori dell'arcobaleno. Questa non è una battaglia di destra o di sinistra, è una battaglia di buonsenso. Visto Iana De Roberto, tragedia ieri a San Giorgio delle Pertiche, un uomo facendo retromarcia ha investito e ucciso la madre. Ci dice tutto in collegamento in diretta Federico Fusetti. A te la linea, Federico. Buongiorno da San Giorgio delle Pertiche, purtroppo per parlare di una tragedia avvenuta ieri, veramente una vicenda che ha sconvolto tutta la comunità con Santa Bedin, 81 anni, che è stata travolta nel cortile di casa dal furgone condotto dal figlio, quindi pensate quale tragedia è stata questa, è avvenuto appunto nel pomeriggio di ieri, arrivati subito i soccorsi, però purtroppo per l'anziana non c'era nulla da fare, anziana che viveva proprio con il figlio e quindi è veramente inspiegabile quello che è accaduto. Siamo col sindaco Daniele Canella che tra l'altro insomma, vive anche a poca distanza da questa famiglia, a Cocche, che è una frazione Arsego, quindi una località del suo comune. Sindaco, è ovviamente difficilissimo trovare parole, una famiglia che lei conosceva benissimo. Sì, è una tragedia che lascia veramente senza parole, nel senso che non c'è nulla da dire, non c'è nulla da commentare se non riportare tutto il sentimento di tristezza, di incredulità, di rammarico, di sconforto di tutta la comunità della contrada Cocche, del paese di Arsego e di tutto il comune di San Giorgio delle Pertiche. La famiglia Zantomio è conosciutissima, vive, frequenta da sempre il paese, tutti, ricordo ancora il papà Ruggero che è mancato qualche anno fa, Santa, e i figli Lino, Linda, Mariano. E quindi è mancata una di noi, è mancata in un modo così drammatico, così difficile, così sconvolgente. Purtroppo sono cose che succedono, non si vorrebbe succedessero mai, ma succedono. È evidentemente un incidente, direi domestico, quasi domestico, che capita, e di fronte a queste tragedie non ci resta insomma che rispettare in grande silenzio quello che è il lutto di una famiglia distrutta dal dolore e soprattutto il lutto di Mariano, a cui veramente voglio far pervenire l'abbraccio sincero e oltre che personale anche di tutta la comunità, invitandolo, e poi andrò a trovarlo anche personalmente, a non aver sensi di colpa, a non aver rimorsi, nel senso che sicuramente non è una cosa che ha voluto, sono cose che succedono e di fronte a queste tragedie insomma non ci resta che appunto, come dicevo prima, rispettare il lutto nel silenzio e soprattutto insomma guardare al cielo e basta. Una dinamica purtroppo chiarissima, il magistrato non ha nemmeno preso provvedimenti particolari. Allargando, Sindaco, un attimo il discorso, negli ultimi giorni sono successe 4 tragedie simili, cioè nel senso tutti investimenti, chiamiamolo così, da parte o di familiari o di conoscenti a casa, nelle vicinanze. È una particolarità, probabilmente è un caso, però insomma al giorno d'oggi come si può evitare? Credo che sarebbe ora di dotare d'ufficio per legge tutti i mezzi
mezzi di trasporto di nuova immatricolazione dei sensori di parcheggio, così come tanti anni fa sono state introdotte obbligatorie le cinture di sicurezza, nel senso che veramente è un presidio che costerà, se prodotto di serie, pochi euro, 10, 20 euro, 30 euro, non lo so, ma che nel caso di ieri sarebbe stato fondamentale a salvare una vita di una persona per bene, una persona a cui anch'io volevo bene. Grazie al sindaco Daniele Canella, grazie, vi restituisco la linea. Grazie Federico Fusetti e al sindaco. Vediamo delle immagini eccezionali che riguardano il peschereccio che ha affondato l'altro ieri davanti alle coste della Grecia. Pare che ci siano 700 morti, ormai è quasi certo che il bilancio fa di questo naufragio il più grave davvero in tutti gli anni in cui ci sono stati flussi migratori del Mediterraneo. Vediamo le immagini che smentiscono quanto ha detto la capitaneria greca, cioè che la nave non avesse bisogno di soccorsi. Vedete, c'è il peschereccio con 700 persone a bordo, 100 bambini stipati nella stiva, ferma perché il motore non era più in funzione, quindi era una nave in balia delle onde e anche questa volta i soccorsi non sono arrivati in tempo utile. E sentiamo come commenta in maniera molto dura il capomissione della nave ONG Mar Ionio, Beppe Caccia. A poco più di 4 mesi dalla tragedia di Cutro, quando avevamo sentito tante volte dire dai politici mai più, siamo di nuovo a piangere, siamo di nuovo in lutto per un altro disastro nel Mar Mediterraneo, nel nostro mare. L'ennesima tragedia che si è consumata nel cuore del mare Mediterraneo con il naufragio di circa 750 migranti, secondo il veneziano Beppe Caccia, capomissione della nave Mare Ionio e attivista dell'ONG Mediterranean Saving Humans, poteva essere evitata. Per ore non c'è stato quello che doveva essere un intervento di soccorso. Sembra di capire che forse lo stesso naufragio è stato creato, prodotto, determinato da una manovra azzardata di rimorchio da parte di una motovedetta militare greca. Caccia chiama in causa anche le politiche europee. Piangiamo ancora una volta donne, uomini, bambini, pare che ce ne fossero davvero tanti nella stiva di questo peschereccio, che sono vittime dell'assurdo regime delle frontiere europee, che sono vittime della chiusura dei confini, che sono vittime dell'impossibilità di entrare in Europa attraverso canali legali e sicuri che continuiamo a chiedere a gran voce perché questa strage infinita abbia un certo punto fine. Intervista di Lorenzo Maier. E sono vittime, vorrei aggiungere, di coloro che vedono a Tobruk, che è una grande città libica, sul mollo 700 persone e nonostante gli sbandierati accordi tra l'Italia e la Libia non avvertono che sta partendo un esercito su una bagnaruola. E c'è anche questo purtroppo. Andiamo in pubblicità e poi torniamo in diretta con Focus TG. La strage sulle strade di cui abbiamo parlato anche ieri sera a Focus e la protesta contro gli autovelox, altri deterrenti, interventi contro gli interventi della polizia stradale, un po' una contraddizione in termini. E presto sulla questione del costo, dove sfrecciano i motociclisti, c'è la polemica autovelox e presto la provincia convocherà i sindaci per capire cosa fare. Provinciale 349, la strada del costo, ribattezzata la strada degli autovelox. In più occasioni infatti ci siamo occupati della questione che ha sollevato non poche polemiche da parte di automobilisti incappati nella rete impietosa dei velox posizionati ufficialmente per ridurre i tanti incidenti stradali, troppi con esito anche mortale, che si sono verificati lungo l'arteria che porta in altopiano, soprattutto nel periodo estivo. Pare che presto ci sarà una svolta, come ci conferma il presidente
presidente della provincia di Vicenza, Andrea Nardin. La provincia comunque, come si era impegnata a fare in un incontro che è avvenuto a ridosso del completamento di questo iter che io mi sono trovato in fase di insediamento, sta valutando quelli che sono i dati statistici per poter agire in maniera informata. Abbiamo avuto le prime 4 settimane di valutazione perché purtroppo il trasferimento dei dati non è così semplice e così immediato. Tra una settimana, 10 giorni avremo il completamento di questi dati statistici e agiremo in conseguenza di quello che questi dati potranno esprimere. Se in qualche modo quello che era l'obiettivo di poter mettere in maggiore sicurezza quello che è il costo non viene raggiunto con questo strumento, condivideremo con le amministrazioni locali quelli che saranno i passi successivi da fare. Numeri da record per le nostre emittenti, in particolare per Rete Veneta, che hanno mandato in diretta la Festa del Santo martedì, ma numeri da record anche per il numero dei turisti a Padova arrivati a giugno, con ovviamente quelli che sono venuti per il Santo a fare la parte del leone, italiani e stranieri, ma anche turisti di prossimità. Sentiamo Chiara Gaiani. Una scoperta della città che attira turisti italiani e stranieri, ma anche turisti di prossimità da tutte le zone del Veneto. Sono numeri da incorniciare quelli registrati dalla Città del Santo, che proprio nell'approssimarsi del 13 giugno, festa di Sant'Antonio, ha visto presenze in crescita per partecipare alla giornata straordinaria che Rete Veneta, emittente del network Media Nord-Est, ha seguito in diretta dall'alba al tramonto, portando anche la solenne processione lungo le vie della città in tutte le vostre case. A fare un bilancio delle presenze turistiche a Padova l'assessore alla cultura del comune Andrea Colasio. Padova Urbspeak è diventato un brand internazionale e devo dire che i dati relativi al primo trimestre di quest'anno sui pernottamenti sono decisamente confortanti. Stiamo superando i dati record del 2019, seppur di poco. E anche quest'ultimo weekend abbiamo aperto gratuitamente gli spazi cittadini museali ai pellegrini, ai padovani, con una risposta di pubblico decisamente significativa. Vi sono giornate in cui più di 1000 persone sono entrate in Palazzo della Ragione. Abbiamo avuto 4000 presenze in 4 giorni alla Cappella degli Scrovegni e diverse migliaia di padovani hanno visitato gratuitamente il Museo Civico agli Eremitani. Molti veneti che magari a Padova hanno studiato all'università che riscoprono la città. Padova non era mai stata percepita come una città d'arte, come una città di cultura. Diciamo che i dati che abbiamo registrato in questi ultimi 2 anni vengono ad asseverare questa tesi. Da Vicenza, da Verona, da Rovigo, da Venezia e da Treviso arrivano moltissimi turisti. Per molti ovviamente non c'è il pernottamento, ma c'è il desiderio di scoprire una città che non era percepita come città d'arte e che oggi, grazie alla nuova narrazione che fa di Padova la capitale mondiale dell'affresco e del Trecento, i veneti hanno voglia finalmente di scoprire. Di nuovo a Belluno a questo punto dopo il Nevegal con Lucio Zanatto. Lucio, allora come stanno andando le cose? Vediamo se trovi qualche alpino lì in centro. Sì, allora intanto va detto che siamo scesi di velocità dal Nevegal perché c'è adesso addirittura una tappa del Giro d'Italia femminile che sta arrivando su, per dire che è giornata affollatissima in Nevegal. Siamo scesi di corsa, siamo riusciti a collegarci perché vogliamo darvi un po' un aspetto, diciamo, quella parte più divertente, no? Quella parte di festa che fa parte proprio dell'essere alpino, come sentite la musica di sottofondo. Buongiorno, posso disturbare? Buongiorno. Siamo in diretta su Rete Veneta. Da dove venite? Provincia di Pordenone. Ecco, siete venuti per questa Triveneta con quale obiettivo? Perché? Divertimento, solo divertimento. Divertimento. Sì. Abbiamo approfittato della giornata, siamo venuti in moto, il bel tempo e questo è il massimo del divertimento, libertà e basta. Rimarrete anche per la sera oppure è un giro? Sicuramente. E domani fa lo sfilamento? E domani sfilamento. È in compagnia? Sì, supporto morale. Cosa vuol dire stare insieme a un alpino? È il massimo. Perché?
Perché l'alpino fa il suo effetto. Va bene, detto questo vi lasciamo, grazie andiamo avanti a vedere un altro po' di divertimento alpino, come si dice. Direttore, quando mi dici che devo ridarti la linea basta solo che me lo dici. Nel frattempo mi fermo qua e trovo un altro alpino. Buongiorno. Buongiorno. Siamo in diretta su Rete Veneta. Allora, come sta vivendo questa adunata triveneta? Una cosa meravigliosa, gli alpini è sempre qualcosa meravigliosa. Da dove viene? Io vengo da Oriano, Vicenza. Da Vicenza. Si è preso questa 3 giorni? Bellissimo, speriamo che si continua così e andiamo avanti sempre con questa storia. Come vi siete organizzati? Dormite noi, qua, andate su e giù? Noi siamo un po' un albergo. E al palazzetto dello sport. E al palazzetto dello sport da dormire. No, siamo abbastanza organizzati bene. Ecco, siete venuti su alla cerimonia oggi oppure? No, per domani sì, certo, dobbiamo filare. Quindi stasera non bisogna fare troppa festa? No, facciamo molto di più ancora. Di più ancora? Sì, per vedere se c'è attività di queste belle donne che ci sono qua a Belluno. Un po' di tutto, facciamo un po' di tutto, cerchiamo di essere sempre attivi con gli alpini. Allora diciamo che da una parte c'è il servizio per gli altri e dall'altra parte ci deve essere anche un po' di divertimento. Esattissimo, ti ringrazio. Chi volete salutare? Tutte le gnocche del mondo, e specialmente gli alpini. Tutti gli alpini e tutte le mamme. Ecco. Grazie, ciao belli. Questo è per par condicio. Direttore, io direi che questo è uno spaccato della Triveneta vista dall'altra parte. Oggi abbiamo visto la parte ufficiale della sacralità, mettiamola così, adesso abbiamo visto un pezzo del divertimento che continueremo a raccontarvi nel corso del pomeriggio e naturalmente poi della serata della 21 in diretta, tra l'altro a reti unificate. Se hai domande, se no ti restituisco la linea. Lucio, no, solo una cosa volevo dirti, sai, I have a dream, no? Ho un sogno, io ho un sogno, come diceva Martin Luther King, che gli alpini, tu raccontavi giustamente anche prima con l'eccellenza che hai intervistato, gli alpini fanno molto, li ha paragonati alla Sacra Famiglia, fanno molto per le comunità. A me piacerebbe vederli dentro le scuole più spesso e seguirli con le telecamere, perché mi immagino le facce dei bulli nel momento in cui in un luogo in cui ci sono delle vittime dei bulli compaiono 6 marcantoni con la penna nera. Mi piacerebbe seguire anche questo aspetto della loro attività. Allora ascolta direttore, naturalmente nei prossimi giorni cercheremo di trovare quando vanno a fare quegli incontri, quegli interventi, ovviamente adesso la scuola è finita, però ci organizzeremo con l'Associazione Nazionale che fa questo tipo di promozione in tutte le scuole d'Italia, tra l'altro, mi diceva il Presidente Favero, e quindi cercheremo anche di seguirli e naturalmente come indicazione da direttore poi cercheremo di raccontarla ai nostri telespettatori. Grazie Lucio, grazie, ottimo lavoro, grazie tante, a te ovviamente, a Nicoletta Rizzetto, a tutti i nostri tecnici, e chiudiamo qui questa edizione del sabato di Focus TG. Grazie, buona giornata, state con noi sulle nostre reti Media Nord-Est.